Vediamo le formazioni partendo dall'Italia, chi schiera Gigi Di Biagio, soprattutto quale modulo. Per quanto riguarda l'Italia, scelta da Di Biagio è questa, con Cragno, Conti, Rugani, Romagnoli, Murru, Benassi, Mandragora, Cataldi, Monachello, Bernardeschi e Boateng. Dal punto di vista tattico andiamolo a vedere, Paolo. Sì, è il classico 4-3-3, due centrali di grande esperienza come Romagnoli e Rugani, due esterni sia a sinistra che a destra molto bravi nella doppia fase, Mandragora davanti come classico mitiano incrontista, due giocatori molto bravi, molto esperti come Benassi e Cataldi sugli interni che potranno contribuire anche alla fase offensiva accompagnando spesso l'azione, e davanti soprattutto grande qualità e velocità sugli interpreti esterni, in particolar modo Bernardeschi potrebbe prendere in mano questa squadra. Ci aspettiamo grandi cose da Mandragora, giovanissimo, classe 97, tecnicamente veramente un gran bel centrocampista. Sì, e poi un giocatore che sa sempre posizionarsi a seconda che dell'avversario e dei compagni di squadra in un ruolo molto importante. Delicato. Per, certo. per la formazione di Di Biagio, e sicuramente sarà lui che dovrà adottare i tempi e dare l'equilibrio a questa squadra. Pallone ancora gestito da Cataldi. Di Biagio invita Mandragora ad alzarsi. Bernardeschi, l'imbucata è ottima, Murru prova ad andare, mette in mezzo il pallone, Boateng arriva e l'arbitro vede l'intervento irregolare, calcio di rigore per l'Italia su Murru. Ha aspettato un attimo il direttore di gara, arriva anche il cartellino giallo. L'esitazione la trovo un po' strana, nel senso è come se avesse applicato il vantaggio. Ricordiamo che non si può applicare il vantaggio da regolamento se hai la certezza che ci sia il rigore, quindi ha temporeggiato. Qui è stato, se vogliamo, intelligente l'arbitro. Vediamo, Ecco qua la parte finale, ricostruiamo l'azione, c'è stata questa imbucata fantastica da parte di Bernardeschi, il tocco di Murru, vediamo leggermente in ritardo Bairic. Allora ti dico, sai perché non è rigore secondo me? Perché il pallone non è più nella disponibilità di chi attacca. L'arbitro era molto vicino, però è vero, già ci ha pensato, si è preso del tempo per decidere, non per far sì che continuasse l'azione azzurra. Qualche dubbio ce l'ho anch'io, poi magari avremo l'opportunità. Io parlo a livello di regolamento. È Bernardeschi intanto, sesto minuto, parte lui con il sinistro, Bernardeschi spiazza il portiere, esecuzione da manuale, 1-0 per l'Italia, sesto minuto, sblocca Bernardeschi. Grande freddezza da parte del numero 10 azzurro, rallenta la corsa, aspetta il movimento del portiere che decide di buttarsi sulla sinistra, poi con l'interno del suo mancino mette la palla dalla parte opposta. Importante comunque aver sbloccato subito il risultato in questo secondo tempo. Adesso sarà la Slovenia costretta a fare la partita, e se l'Italia riuscirà ad essere equilibrata, compatta, a tenere strette le linee di gioco, sono convinto che potrebbe sfruttare maggiormente il contropiede. Ancora Boateng, Murru fermato da Šme, poi Pikler, Šme, buono il disimpegno della Slovenia, Štulac, intercetto perfetto in quella zona di Mandragora che viene messo giù, applica il vantaggio l'arbitro, si prosegue, ancora Mandragora, non ha chiaramente nel cambio di passo quella che può essere la forza migliore, probabilmente deve essere aiutato lì.
ma la dimostrazione in quell'azione lì, nella perseveranza, nella grinta, nella voglia di lottare su ogni pallone, c'è soprattutto il carattere. il carattere di questo giocatore, e questo credo sia uno dei motivi per i quali la scelta oggi sia stata spostata proprio sulla sua presenza sin dal primo minuto. Recupera ancora l'Italia, Verde prova a partire, può attaccare la profondità, c'è Boateng, lo accompagna anche Monachello, Boateng attacca dentro, Verde rientra, il cross del Mucca, il colpo di testa di Mandragora, Boateng lì può cacciare, Boateng si è addormentato, Boateng si è addormentato. Non ha voluto concludere immediatamente, ottimo inserimento comunque sul secondo palo da parte di Mandragora, fantastica la giocata da parte di Verde, ti concedeva sia la prima che la seconda soluzione. Di Biagio molto rammaricato per questa occasione sì, mancata, ha preso a calcio una bottiglietta. La parata su Mandragora, chiaramente Mandragora può direzionarla meglio il pallone, non è un attaccante, no? Schiaccia come può di testa.